Sembri un po' stupito perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorato, cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso, per ragioni ovvie d'orgoglio e di sesso, e invece niente, no, non sento niente, no, nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore. Combattuto tra l'abbracciare me o la vita, ti ricordi i miei silenzi pesanti, che tu credevi gelosia per inesistenti amanti. Allora già intuivo che c'era qualcosa che mi sfuggiva, quella fragile eterea coerenza di bambino senza troppa pazienza, e invece niente, no, non sento niente, no, nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore, adesso niente, no, non sento niente, no, nessun dolore, non c'è tensione, nessun dolore. Il vetro non è rotto dal sasso, dal braccio esperto di un pieno gradasso, l'applauso per sentirsi importante, senza domandarsi per quale gente. Tutte le occhiate maliziose che davi eran semi sparsi al vento, qualcosa che perdevi, e rimani vivi, rimani vivi, rimani vivi, rimani vivi. Non sento niente, no, adesso niente, no, nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore. Nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, no, nessun dolore, no, 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 nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, no, nessun dolore, no, 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 nessun dolore, nessun dolore. Bravissima, bravissima, veramente, voce strepitosa Maria Luna con questa bellissima canzone, ma soprattutto nessun dolore, ma tanta emozione. Quello che si vede qui si sente, soprattutto questa sera. Pensiamo di essere arrivati anche nelle vostre case, ai vostri cuori, con questi meravigliosi bambini, con questi insegnanti, con queste mamme che ce la stanno veramente mettendo tutta per un mondo migliore, senza dolore. Ma presentiamo subito i nuovi ospiti, che sono Maria Pia Cavaletta,
che attualmente vive a Bassano, che è membro del direttivo associazione CFS Onlus, che adesso spiegherà cos'è. E poi abbiamo due genitori, abbiamo Loris Giacuzzo, che è il papà di Andrea, e Monica Tonon, che è la mamma di Anna. Perché? Perché vogliamo sentire anche il loro parere. Allora cominciamo proprio dalla mamma di Anna, Monica Tonon. I nomi è una roba grande. Allora, mamma Monica, dopo aver sentito questi ragazzi, gli insegnanti, queste mamme meravigliose, cosa vuole dire o aggiungere? Niente, voglio aggiungere solamente che mi fa molto piacere di mia figlia e dei nostri bambini, perché nel loro piccolo loro hanno reso partecipi noi genitori, che è una cosa per me molto grande e molto bella. Grazie. Io so anche una cosa, che voi a casa avete un albero che dovevate potare. Dopo questa lettera che anche sua figlia ha scritto, le cose sono un po' cambiate in casa, potiamo e non potiamo, perché hanno capito quanto importante sono questi alberi, che per loro sono esseri viventi, per questi ragazzi. Cosa ha deciso di fare, mamma? In effetti purtroppo un po' di potatura va fatta, ma la faccio quando non ci sono né io né lei. Quindi... E anche non radicale, speriamo. Beh sì, insomma. Sicuramente. Papà Loris, e lei cosa vuole dire? Beh, credo che il messaggio che ci hanno dato i nostri ragazzi sia che si può fare, nel senso loro nel loro piccolo sono riusciti a coinvolgere la maestra, sono riusciti a coinvolgere l'amministrazione comunale, sono riusciti a coinvolgere Rete Veneta e adesso sono riusciti a coinvolgere anche tutto il pubblico che ci sta guardando, insomma. Ma soprattutto sono riusciti a coinvolgere i genitori, sì, voi, la famiglia in generale. Quello che abbiamo visto anche su questo carnevale molto bello, che ripeto e saluto per l'occasione Beppi Dalbò, sua moglie Lucia e questa famiglia meravigliosa che hanno, e tutta Sant'Alberto di Zero Branco, perché hanno capito quanto è importante star vicino ai loro figli e ascoltarli. Per lei quanto è importante ascoltare i suoi figli? È fondamentale riuscire a capire quello che provano, di quello di cui hanno bisogno per riuscire a aiutarli. Come avete visto abbiamo lasciato la loro insegnante Barbara vicino a loro, perché loro hanno bisogno anche dei loro insegnanti, perché è tutta una famiglia allargata. Però io adesso mi avvicino a questa signora Maria Pia Cavallette. Cosa fai, Maria Pia? E chi sei? Conosciamo? Allora, io faccio parte sono un membro del direttivo dell'associazione CFS Onlus, che tratta la sindrome da fatica cronica. La sindrome da fatica cronica è una malattia molto invalidante perché blocca proprio il ritmo di vita quotidiano di una persona. Non si sa ancora bene la causa, quindi non si sa bene ancora neanche trovare la cura, perché non abbiamo un marcatore ben evidente. È una malattia rara. Rara, praticamente rara tra virgolette, perché ci sono parecchi casi in Italia. Diciamo che non c'è ancora tanta ricerca, non è ancora riconosciuta dallo Stato italiano, malgrado in altri stati nel mondo sia riconosciuta. E abbiamo la fortuna di avere una regione molto sensibile a questo, che ha proposto una legge a livello nazionale, quindi un progetto di legge nazionale, e ringraziamo per questo, perché sembra che ci sia proprio l'avvio di questo progetto. Abbiamo bisogno di un riconoscimento per avere la ricerca, dicevo, e per avere un iter per trovare una cura. Come sei diventata e come ti sei avvicinata a questa associazione? Da quando e perché? Beh, purtroppo quando ti avvicini a una malattia è perché proprio la vivi in famiglia. E quindi la nostra associazione è piena di persone malate, familiari e persone che sono sensibili a questa malattia. Nella nostra associazione abbiamo anche ci avvaliamo delle consulenze di grandi medici in regime di collaborazione gratuita, che questa è una cosa molto nobile che stanno facendo, come può essere, mi leggo i nomi per non errare, come può essere il professor Barettussio, che è già professore associato di clinica medica,
il professor Masiero, direttore della riabilitazione di fisioterapia Università di Padova, il professor Tenconi di genetica clinica, il professor Fiocco di reumatologia e la dottoressa Gallo, che è la responsabile del laboratorio centrale dell'ospedale di Padova. Con questi medici stiamo facendo un bel lavoro di coordinamento e sono in corso importanti contatti con l'Università di Oxford dell'Inghilterra e in relazione a ricerche multiple che vengono poi correlate con altre università sia americane che anglosassoni. Quindi c'è una collaborazione che stiamo facendo nel nostro piccolo, malgrado lo Stato ancora non ci sta affiancando. Che è un po' latitante, diciamo. No, diciamo che hanno fatto i primi passi, quindi bisogna avere molta pazienza e l'iter è molto lungo. Sì, ma la malattia non è che abbia sempre molta pazienza. I malati ci sono minuto per minuto e hanno grandi difficoltà nell'affrontare sia la questione lavorativa e soprattutto in età pediatrica la questione della scolastica. Ecco, in età pediatrica soprattutto, come è vissuta dai ragazzi questa malattia? Allora, l'importante è che il pediatra dia una mano a questi ragazzi e ai familiari di seguire la volontà di andare avanti, perché ti trovi un muro davanti, sia nelle istituzioni che nei modi di vivere quotidianamente la malattia, e invece bisogna stimolare di fare piccoli passi con le loro poche capacità che possono avere, ed è per quello che bisogna avere a fianco la scuola che possa creare un iter di programma ad hoc per questi pazienti giovani. Questi ragazzi non reggono le ore scolastiche, non reggono perciò la presenza, la frequenza, non reggono neanche grandi capacità di memoria e di concentrazione, quindi abbiamo difficoltà anche di mettere giù un programma giusto per questi ragazzini giovani, però è importante che adesso anche il Ministero dell'Istruzione possa fare qualcosa in loro favore. Scuola, famiglia, pediatra e sanità, tra elementi riconoscimento legislativo, che è importante, che da là non ci muoviamo altrimenti. Come avete visto abbiamo una new entry che è, prego si presenti signorina. Mi chiamo Giada e ho 12 anni. E tu Giada cosa vuoi dire? Dopo aver sentito questi ragazzi, gli insegnanti, i genitori, cosa vuoi aggiungere? Di qualcosa. Beh, intanto sono felicissima che questa classe abbia un buon gruppo e che si aiutino a vicenda e che tutto ciò è venuto fuori da loro senza l'aiuto di adulti. Sono una bellissima classe molto unita. Ascolta, quanto importante è per voi ragazzi avere un ambiente che vi fa respirare sano, mangiare sano, vivere sano? Molto, perché comunque anche noi magari vogliamo fare il nostro piccolo e magari non ce la facciamo, non possiamo, quindi cerchiamo comunque lo stesso nel nostro proprio piccolo di aiutare e mandare avanti le generazioni prossime. Secondo te Giada, siete ascoltati poco, dovrebbero ascoltarvi di più? Sì, perché comunque anche noi abbiamo nuove idee e molte innovazioni da esporre agli adulti e così da magari queste nuove generazioni da aiutare e mandare avanti. Ti senti più ascoltata in scuola, alla scuola o in famiglia? In famiglia, perché magari la scuola tende a seguire un programma, invece in famiglia tende anche a uscire magari dall'ambito scolastico ed andare anche magari nell'ambito aiuto, e scuola, famiglia comunque lo stesso. Posso farti questa domanda e penso che tu sappia rispondere. Secondo te c'è più sensibilità da parte dell'uomo maschio o della donna femmina? Della donna femmina, perché comunque magari hanno più cose in comune, invece dalla parte dell'uomo i ragazzi, perché hanno molte più cose in comune loro che noi femmine. Primo servizio donne in arte, bravissima. Ciao grande famiglia, indovinate dove vi porto oggi? Oggi siamo a San Zenone degli Ezzelini, a Villa Marini Rubelli. E perché vi ho portato qui oggi? Perché c'è una mostra bellissima, Donne in Arte. E qui ci sta raggiungendo il presidente della Proloco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin. Buongiorno Fabio. Presidente, cos'è questa mostra? Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti voi. Beh, questa mostra è l'insegna della creatività e dell'arte femminile. Troverete veramente una villa piena, una villa colma, colorata di tutta quella che è l'inventiva delle nostre donne, non solo di San Zenone ma di tutto il circondario, perché veramente abbiamo donne che vengono qui ad esporre i loro prodotti, le loro creazioni, che proprio hanno messo in atto con la propria creatività, vengono ad esporli in Villa Marini Rubelli per
presentarli al grande pubblico che ormai frequenta questa nostra villa. Per chi che non conosce queste meravigliose ville venete, una più bella dell'altra, chi è Villa Marini Rubelli? Cosa rappresenta? Beh, Villa Marini Rubelli, quella che vedete alle mie spalle, oggi rappresenta un punto veramente fondamentale per tutta la pedemontana, questa pedemontana asolana, perché è una villa che viene utilizzata per fare molti eventi e anche un punto culturale, perché qui facciamo durante l'anno tantissime mostre veramente d'arte con molti artisti del territorio. Chi erano Marini e Rubelli? Allora, i Marini erano una famiglia, i primi proprietari praticamente della villa, e i Rubelli sono stati gli ultimi proprietari della villa. Sempre questi grandi nobili che arrivavano, una volta si sa che i nobili la maggior parte arrivavano dal veneziano, che si trasferivano qui, venivano a vivere nelle nostre terre. Avevano bisogno di aria buona, esatto, cari. forse sì. E comunque sì, Rubelli, specialmente Teresa Rubelli, è stata l'ultima proprietaria della villa, che poi è andata in proprietà della parrocchia. Poi invece 10 anni fa la villa è stata restaurata, che è diventata di proprietà del comune, è stata restaurata, e oggi è veramente un punto ideale per esporre i propri quadri, per fare mostre per gli artisti del territorio. Perciò penso, Presidente, che anche lei si senta ancora più motivato, entrando in questi luoghi meravigliosi, a fare delle opere d'arte come manifestazioni, perché meritano veramente, che su queste ville meravigliose si può fare di tutto e di più, però deve sempre centrare l'arte. Cosa dice? Sì, davvero, perché di ville ce ne sono tantissime e molte magari sono chiuse, non sono sfruttate, non sono adoperate come andrebbe. Questa villa invece ha riaperto, come ho detto, 10 anni fa, e da lì è stato sempre un crescendo, ed è bello, è veramente una cosa, un'estrema gioia organizzare delle mostre e degli eventi in queste sale dove c'è stata tanta storia, perché questa villa, oltre a essere stata proprietà poi dei Rubelli o dei Marini, come abbiamo già detto, è stata anche tantissime altre cose. È stata perfino una scuola nella Barchessa, c'erano le scuole in questa villa, è stata anche il punto dove le aziende del territorio, alcune aziende più grandi che abbiamo adesso nel territorio, sono partite proprio dalle stanze di questa villa. Perciò sociale anche. Esatto, o ancora degli artisti, penso al Rebesco, ha iniziato a scolpire qui in questa villa, per cui veramente questa villa è un vissuto del nostro territorio. In questa villa sono passati dai bambini agli adulti, agli anziani, e oggi veramente apre le porte a tutti quelli che vogliono amare la cultura, amare l'arte, quella bella, quella fatta bene, quella che oggi, in questi giorni, questo weekend e a grande richiesta anche il prossimo weekend, le nostre donne ci propongono. E poi voi avete fatto anche una cosa. Cosa fate? Una raccolta per chi? Esatto, facciamo una raccolta per il piccolo Joe. Abbiamo in entrata, quando si inizia a visitare la mostra, abbiamo fatto un angolo dove si può contribuire o si può semplicemente portarsi via il fogliettino con scritto l'IBAN, dove si può fare la donazione per aiutare appunto questo bambino che ha bisogno e che Rete Veneta sta contribuendo ad aiutare. Dai Gio, che ce la facciamo. Allora, entriamo in villa, Presidente. Entriamo in villa, inizieremo questo percorso bellissimo, vedrete queste donne in arte cosa sono riuscite a fare, e allora ne parliamo con Maria Antonia Martinello, che è stata la prima in assoluto a far partire queste mostre. Prego. Sì, allora bisogna un po' spiegare perché siamo nate così. Io sono stata presidente del CIF, del Centro Italiano Femminile, molti anni fa, e quindi si facevano varie attività, da corsi di primo soccorso a corsi anche di cose manuali, come potevano essere le cose che facciamo noi donne, il pupazzetto, le altre cose, insomma. Però abbiamo fatto anche corsi di inglese a un certo momento della vita, conoscendo appunto tante persone che si dedicavano per hobby a fare in casa propria delle cose belle, delle cose artisticamente molto, molto raffinate, anche così, proprio anche le cose utili manuali e poi utili per casa, ma anche non lo so, i maglioncini per i figli o insomma, partiamo da queste piccole cose. Conoscendo comunque tante persone che si dedicavano a questo, abbiamo detto, beh, sarebbe il caso di
creare una vetrina per queste attività, diciamo così, per questa passione che hanno le donne, le mettiamo in mostra. Ecco così che è nata la prima mostra Donne in Arte, che appunto avevamo studiato questo nome proprio per dare una specifica alla mostra, ed è nata questa mostra che si sta protraendo appunto da tanti anni, 11 anni, mi sembra che questa è la 10ª o l'11ª edizione, non mi ricordo tanto bene, ma comunque questo è. E nel corso degli anni poi appunto si è affinata anche l'opera di queste donne, si sono susseguite tante, si sono avvicendate tante donne, tante altre artiste, perché io le voglio chiamare artiste, perché poi vedremo anche nelle riprese che sono state fatte cosa veramente salta fuori da queste mani. Ecco, questo è quello. Ma un'altra cosa importante, Maria Antonia, è che oltre a Donne in Arte ci sono i 4 elementi che questa mostra prosegue in questo itinerario che faremo assieme, che sono l'acqua. Sentite bene ragazzi, poi state attenti perché vi farò delle domande. Ripeto, l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco. Perciò 4 veramente elementi fondamentali anche per il corpo umano. Guardiamo il prossimo servizio. Vedo 2 gentili signore, chi sono, Presidente? Allora, abbiamo le rappresentanze delle nostre donne. Abbiamo Paola Simonato, che è lei. Buongiorno a lei. Daria Tasca. Allora, cosa faranno queste 2 signore? Beh, io mi sono occupata della direzione artistica. Bene. Ecco, sicché tema, coordinamento artistico, input e poi il visual della mostra. E lei? Mi sono occupata di tutto il lato organizzativo. Cosa il non burocratico, il resto non da poco. Ecco, sì, proprio esatto. un bel impegno. In allora, toto. cominciamo a visitare queste stanze con queste cose, queste opere d'arte. Allora, vediamo degli abiti bellissimi che però rappresentano 4 importanti storie: aria, terra, fuoco e acqua. Allora, questo qua è un tributo a una sarta stilista e modellista che purtroppo è venuta a mancare 20 anni fa. Allora abbiamo voluto fare un tributo a questa signora, però mettendola dentro l'argomento della mostra. Allora abbiamo pescato 4 suoi vestiti e li abbiamo messi nel territorio, perché giustamente lei è stata una formatrice di tante ragazze. Diciamo anche chi era questa signora? È la signora Adriana Crespi, Adri nome d'arte. Ecco. E cosa ha rappresentato per questo territorio? Per questo territorio ha rappresentato tanto, perché questo qua aveva tutto un tessuto contadino in quegli anni, sicché lei è stata una gran formatrice. Ha insegnato proprio anche la bellezza, la raffinatezza delle cose. Allora, guardiamo questi abiti così lei ci spiega un pochino. Ad esempio questo rappresenta l'aria. Sì, e questo qua abbiamo voluto, che poi abbiamo pescato dal suo guardaroba, sicché lei ha lavorato anche per i costumi della Scala, ma non è che adesso noi abbiamo potuto attingere proprio dal suo repertorio artistico, sicché abbiamo pescato con la Paola proprio dal suo guardaroba ancora, e abbiamo preso questo qua, abbiamo voluto rappresentare l'aria perché c'è la leggerezza, la trasparenza. Si può toccare? Guardate. Certo, questo è un pizzo, questi sono abiti Guardate. degli anni, questo sarà degli anni 70. Stupendo. Ecco, sì, poi sono abiti per delle occasioni, per delle cerimonie. Lei è allora ci spostiamo. Molto preparata proprio per il discorso elegante cerimonia. Qui abbiamo l'acqua. L'acqua, questo qua noi abbiamo pescato anche proprio per il colore. Questo qua è il colore dell'acqua. E poi qui abbiamo invece... Qui abbiamo il fuoco, che è questa onda di colore che va verso l'alto. Questo fuoco, proprio questa fiamma, diciamo. Sì, una fiamma. Esatto. Poi giriamo. E poi qui abbiamo messo, come dicevo, non abbiamo potuto avere proprio un gran repertorio di abiti, perché purtroppo quello che abbiamo trovato sono molto significativi. È bello, significativo. E
E qui invece abbiamo la terra. E qui abbiamo la terra con i colori della terra e appunto quello che è anche la luce che può anche emanare la terra. Guardate che eleganza, sono bellissimi, veramente, complimenti. E qua abbiamo messo gli strumenti, qualche diploma, che lei ne ha tantissimi, e le sue basi di lavoro. E questa era Adriana Crespi che vedo. Guardate l'eleganza di questa signora, guardate già. Questa è una foto degli anni 50. Ah, esatto, negli anni 50 cosa vuol dire essere eleganti, una cosa importantissima. Erano anni di eleganza quelli là. Uno non usciva se non era veramente vestito. Se non era con i guanti, in effetti vediamo che c'ha i guanti, la borsetta della misura giusta, non a una cerimonia con una shopper grande. E gli orecchini, i capelli, e tutto l'insieme di equilibrio, anche la foto stessa è studiata per l'eleganza. Veramente. Giada, chiedo a te, secondo te quanto importante è la moda, anche al giorno d'oggi abbiamo visto negli anni, ma anche adesso per voi ragazzi, essere vestite bene, essere vestite alla moda, guai se non si esce che si è alla moda, cosa ci dici? Molto, perché comunque anche adesso la globalizzazione dei ragazzi nel vestito alla moda serve comunque a rimanere dentro al gruppo e non uscire. Ecco. Comunque anche come si è visto là, i vestiti erano molto eleganti e anche il colore in base al vento, terra, fuoco e acqua è riuscito molto a colpire l'occhio. Perciò ti ritrovi in quello che ha detto questa bravissima signora dicendo noi abbiamo cercato con questi abiti di far capire anche l'importanza della natura. E secondo te l'abito fa il monaco? Cioè quando tu esci ti senti a posto, sei proprio tu oppure un'altra persona che esce? Ti senti proprio in quell'abito quando esci o quando ti vesti? Dipende comunque dal vestito che indossi, perché se metti un vestito che comunque a te calza bene e te la senti tuo, sì. Invece se magari un vestito solamente perché la metti alla moda, no, non serve a niente. Bravissima. Allora ritorniamo da Maria Antonia. Allora vedendo queste immagini e eri là con noi in questa giornata bellissima e vedendo tutte queste donne che sono delle creative. Cosa vuol dire essere creativa al giorno d'oggi? Intanto avere una passione, una fantasia e riuscire a mettere in atto ciò che tu pensi o fantastichi, quindi non è semplicissimo, perché uno può pensare qualsiasi cosa ma poi ad andarlo a realizzare sicuramente ci vuole una certa anche manualità, anche studio se vuoi, ecco no, è importante. Allora, come insegnante, adesso devo tornare per forza da Barbara, diamo il microfono che non ce l'ha più Barbara, nella scuola questa moda ostentata, questi ragazzi che guai se sono diversi non si sentono accettati nel gruppo, ha detto Giada. Come insegnante cosa vuoi aggiungere Barbara? Stai chiedendo alla maestra che viaggia sempre in felpa, stivali, scarpa da ginnastica e jeans. Appunto, fatta ad hoc la domanda. Abbigliamento che alla Mirella piace tantissimo oltretutto. Che dite ragazze, come stiamo comode noi? Ma come ci vestiamo per stare comode? Con la tuta. Con la tuta? Sì. E poi? E poi con i pantaloni. E se invece ci mettiamo le calze eleganti e le scarpe col tacchettino? Non stiamo comode. Perché? Cosa non possiamo fare se ci vestiamo così? Non possiamo, facciamo fatica a camminare. A camminare e poi? Non possiamo muoverci. Non possiamo muoverci, non possiamo? Giocare. E allora magari, insomma, dai, se proprio vale la pena ci vestiamo bene, ma quando sappiamo che dobbiamo giocare con i compagni o che dobbiamo toccare la terra e lavorare con i colori... Dice il gruppo non ci accetta se non siamo vestiti in un determinato modo. Però Giada ha un'età diversa da noi, vero? Ha un'età diversa da noi, vero Giada? Noi siamo ancora più libere da questo punto di vista, più liberi anche gli uomini, vero? Andrea, ti senti più libero in felpa e jeans? Sì. Decisamente. Adesso invece andiamo dalla mamma. Per lei quanto importante è che sua figlia esca alla moda? E diventa quasi quasi un'imposizione oppure è la figlia che impone a lei determinati modi di vestire, modo di essere? Diciamo che troviamo un compromesso. Ecco. Sì, perché altrimenti non si va sempre d'accordo e allora un po' lei quello che vuole, un po' io quello che voglio, facciamo dei collage.
Il papà mette mai il naso su queste cose? Sì, molto, molto. Ah sì, anche il papà. Sì. E cosa dice il papà? E niente, deve avere anche lui la sua parte e deve dare il consenso, e così deve essere. Accettate allora anche il consiglio delle volte del marito e del babbo? No, in ci questo vuole, caso? ci vuole. Ecco, in famiglia è importante. Allora sentiamo anche il papà se viene ascoltato in famiglia da sua moglie, dai figli. Diciamo che, come ha detto, il compromesso è sempre la cosa migliore. Per cui... Compromesso. Bisogna scendere a pari, diciamo, sempre. Ed è importante perché c'è un equilibrio poi familiare. È importante, sì, l'equilibrio familiare va mantenuto, ma è giusto che sia così, insomma, le scelte vanno fatte insieme. E la storia del bullismo, voi genitori come la state vivendo? Per fortuna per adesso non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro che possa esserci nelle scuole dei nostri ragazzi, questo tipo di evento, insomma il bullismo per adesso per fortuna non ci ha toccato, insomma. Però sentendone parlare cosa vi preoccupa di più? Beh, sentendone parlare è l'effetto, diciamo, che può avere a livello psicologico sui nostri figli, insomma, che possono essere toccati e possono avere delle ripercussioni, diciamo, a livello psicologico più che altro. Ecco, bisogna stare un po' attenti e stare con le orecchie alte e gli occhi aperti. E bisogna ascoltarli. Allora andiamo con il prossimo servizio, sempre in questa bellissima villa. Qui siamo entrati proprio nel clou della mostra. Sì, qui siamo all'ingresso, sì. Questa è un'installazione permanente fatta appunto per raggruppare tutte le varie abilità delle donne. C'è il discorso della tessitura, il discorso del patchwork, della pittura, del super ricamo, dico io, quasi delle impiraresse veneziane. Ci sono le varie abilità. La donna è nel tempo, sicché non ha tempo, non è connotata anni 80, anni 90, quello che è. Però abbiamo messo tutto quello che abbiamo messo delle espositrici, perché questa è un'installazione di 6 anni fa, 7 anni fa. E qui c'è la pittura, qui c'è il ricamo, qui c'è la fiorista che ha fatto quella mezza tuba lì. Per rappresentare lì c'è il disco, per rappresentare la musica, c'è la pittura, c'è di nuovo il ricamo, qui c'è una tecnica speciale per le perle, qui ce n'è un'altra. Questa è proprio la donna in arte. Questa è la nostra donna in arte, ecco. Qui invece siamo proprio nel sociale, nel vero e puro sociale. Cos'è? Sì, perché la Proloco fa tanto sociale. Allora ho detto come no, non aderire proprio noi donne in arte che facciamo beneficenza. Per aiutare il piccolo Gio. Per aiutare il piccolo Gio anche noi vogliamo partecipare a questa iniziativa. Perciò all'ingresso si troverà sia l'IBA, sì, esatto, ecco, all'ingresso c'è l'IBA. Chi vuole può fare anche una donazione, ma comunque da parte nostra, già come donne in arte abbiamo pensato, qualora qualcuno facesse finta di non vedere, di aderire lo stesso a questa iniziativa. E noi vi diciamo veramente grazie, perché il piccolo Gio va assolutamente aiutato sicuramente. Grazie. Questo è un chiaro esempio del lavoro fatto con l'Istituto Scotton, lavoro fatto con le ragazze che le abbiamo fatte dirottare verso il nostro tema degli 4 elementi, e poi c'è stato l'abbinamento con l'autrice, in questo caso non è un dipinto ma sono degli arazzi di tessitura particolare dell'autrice Blanca Marina Ratner. Questo è un altro esempio di abbigliamento abbinato al quadro, all'autrice. Lei mi diceva che ancora un anno fa avete iniziato questo anche confronto con le scuole. No, è più di un anno, sinceramente sono 5 anni che facciamo questo lavoro con le scuole. Pensate? Sì, comincio io un anno prima, mi aggancio al loro programma scolastico e dirotto per quello che posso i loro lavori legandoli al tema della nostra mostra. Però un'altra cosa importante che lei mi ha detto è che questi ragazzi sono interessati di più a partecipare a queste iniziative. Loro, non lo so, hanno trovato una motivazione speciale, cioè proprio ci aspettano. È difficile, io sono contentissima perché ti ritrovi non 3 ragazzi, 4 ragazzi, ma
come 4 anni fa con la sfilata del riciclo. Avevamo 40 ragazzi qua dalla mattina alle 9 fino alla sera, non si sono mossi, seguivano il progetto, ma poi entusiasti, è quello che è il bello. Io ricevo le telefonate per gli abbinamenti, per le cose, bellissimo. Sentite che ci sono anche dei bravi ragazzi. Continuiamo allora il percorso. Qui siamo davanti ai gessi di Francesco Rebesco. Sì, è il papà di Pier Giorgio Rebesco, attualmente vivente, un nostro scultore del paese, che ha dato molto, ha fatto moltissime opere anche a San Zenone, si possono trovare anche in varie chiese anche qui del circondario del Veneto. Allora, tante donne, tanta creatività, tante associazioni. Per lei, Maria Pia Cavallette, cosa vuol dire partecipare anche e coinvolgere altre donne in un'associazione? Allora, io sono reduce da un evento a Roma all'Istituto Superiore della Sanità e hanno avvicinato tanti giovani, tante ragazze, tanti malati, tanti artisti per poter esporre le loro sensazioni verso le malattie rare. Questa è stata un'iniziativa che mi ha colpito parecchio per la sensibilizzazione che ha avuto anche nelle scuole, nel rapporto con i giovani che non capivano cosa fosse una malattia rara e la domanda era quella delle donne avvicinate alle associazioni e diciamo che la tenacia delle donne supera qualsiasi cosa, soprattutto perché sono mamme e quindi c'è una grande forza dentro e si va avanti, si cerca di... Per coinvolgerle sempre di più, secondo lei cosa bisognerebbe fare? Perché giustamente, come ha detto prima Daniela, quando si raggiunge un certo livello, poi per la competizione cade tutto. Secondo lei? Ma quando c'è pathos, quando c'è un sentimento verso un argomento, il coinvolgimento viene fuori spontaneo. Perciò secondo lei basta saper prenderle per mano queste donne, guardarle un po' forse più negli occhi e fargli capire, informarle e dirle guarda che sei un'associazione che ha bisogno anche di te, datti da fare. Andiamo col prossimo servizio. Adesso siamo con un artista del ricamo, Nelly Marendon. Gentile signora, ma quanta pazienza, ma che meraviglia, che opere d'arte io sto guardando. Cos'è per lei l'arte nel ricamo? Per me è tutto, ho cominciato da piccola ma poi ho fatto anche la scuola superiore di quest'arte qua, ho fatto lo sculpture che c'era ancora a Padova perché io sono originaria di Padova e poi è sempre stata una mia grande passione da realizzare cose poi che non si trovano dappertutto, sono cose proprio realizzate con il cuore, con l'anima. Vediamo questa bellissima, Questa è una lampada. Questo è praticamente una lampada che può essere una lampada da salotto, fatta con il ricamo appunto antico. E cosa rappresenta quel ricamo che vediamo? Quel ricamo rappresenta dei fiori, però non è tanto quello che rappresenta, è proprio il discorso di quello che senti in quel momento quando realizzi un capolavoro. Complimenti. Perché per me sono proprio capolavori. Anche per noi che li stiamo ammirando nel vero senso della parola, uno più bello dell'altro, guardate. Questi per esempio sono i soffioni, che sono quelli che una volta quando si giocava, ai miei tempi, si giocava e si soffiava, che sono il terrasacco praticamente. E poi si fischiava. E si fischiava, esatto. Rappresentano l'aria, la terra. Esatto. Praticamente c'è un ramo di ghiande, ecco, quello rappresenta la terra, gli elementi della natura e della vita. Bene, grazie Nelly, complimenti ancora e proseguiamo perché è una meraviglia ogni stanza. Adesso siamo in una stanza dove c'è un angolo di Africa e con chi siamo? Con Prisca che io conosco. Allora intanto complimenti Prisca per questa bellissima esposizione, spiegami un po' cosa rappresenti. Dunque io la rappresento come vedete già dalla testa in piedi l'Africa, punto. Poi soprattutto la cosa più fondamentale rappresenta quel lato femminile. Ecco, siamo qua, donne in arte, giustamente dobbiamo fare venire fuori la realtà delle nostre donezze, diciamo,
Sì. Non so in Italia come lo chiamate. No, ma abbiamo capito. Ecco, sì, questo. Sì. Allora, spiegaci un po' questi bellissimi oggetti che sono qua, questi colori meravigliosi che solo voi riuscite a creare. Guardate, cosa hai portato? Dunque, qui come vedete partiamo dalla reggetta quello che voi in Italia usate per legare scatolone dopo buttate via. E io raccolgo ogni tanto quando vado giù in Africa, lo do alle mie donne, così trasformano, perché anche qua diciamo che dobbiamo salvare il pianeta, invece di buttare via queste reggette a destra e a sinistra che si inquina, li trasformiamo così possono essere usate come cestini per portare fiori, poi per andare anche al mare. Bellissime. Ecco, bellissime. E poi abbiamo le collane fatte di carta. Fanno vedere, giustamente una, Prisca, guardate, questo è fatto tutto di carta. Che vuole anche dopo provare, lavare, bagnare e non vengono rovinate, questa può durare anche per 5-10 anni. Pensate, con la carta. Poi abbiamo scarpe, le ruote che vengono buttate via. Le ruote, pensate. Allora richiamo un po' con il nostro stoffe africano e diventa sandale, estivo. Poi abbiamo le collane che abbiamo fatto le orecchine, e poi stoffe, il pezzettino di stoffe, e figli fatto a telaio, poi abbiamo addirittura figlie di banano, qua quando li cavi tutti i tronchi di banano e poi avere anche tutti questi figli fatti di banano, che ho fatto apposta per donne in arte. E poi qua abbiamo le cortecce della... Tieni qua, Prisca, tieni qua. Le cortecce dell'albero. Che ci trova, la maggior parte si trova solo in Uganda, che usiamo anche come un vestito tradizionale. E poi abbiamo addirittura un vestito che abbiamo realizzato insieme le donne italiane, le donne ugandesi, fatto, bagnato, bollito insieme curcuma e lo zenzero. Questo sono i vestiti fatti a base colore dello zenzero e curcuma. E poi abbiamo questo qua, la borsa fatta di foglie di banano secco, perché mangiamo banano sì, però anche i fogli usiamo come cestini, come le borse. Poi per onorare questa data ho messo l'Africa e l'Uganda, perché io sono nata in Uganda, l'Uganda si trova in Africa, giustamente ho cercato di abbinare tutto quanto. Qui come vedete abbiamo tutti prodotti cavati della nostra terra, ecco. Che è molto importante, grazie. Cioè l'elemento principale è sempre la terra. La terra, frutto della nostra terra, e qua possiamo vedere, soprattutto diciamo che ringraziamo le donne che ancora continuano a portare avanti questo appello per salvare il pianeta. Ringraziamo tutte le donne del mondo. Complimenti. Dimostrato oggi. Complimenti, veramente complimenti Prisca, e noi ci rivedremo presto. Grazie. Ciao Prisca, ciao. E veramente la creatività non ha colore, avete visto, con dei materiali poveri, con dei materiali che noi delle volte magari buttiamo, cosa riescono a fare queste donne e a creare degli oggetti bellissimi. Maria Antonia, è un onore stato per me vedere tanta creatività, tanta voglia di fare un qualcosa anche per l'ambiente, per la nostra terra, e forse la donna assieme ai bambini ci riuscirà. Secondo te stiamo facendo dei passi in avanti? Ma ci stiamo sensibilizzando in questa direzione, effettivamente. Guarda, noi 2 edizioni fa abbiamo dedicato proprio la mostra sul tema del riciclo, perché come avrai capito ogni anno diamo un tema alle espositrici, certo, alle artiste, diamo un tema da seguire, tanto per avere una linea un po' comune. Infatti quest'anno abbiamo i 4 elementi, ma 2 anni fa avevamo proprio il tema del riciclo, quindi le artiste hanno cercato di creare oggetti bellissimi ma con tutte cose riciclate. Ne è un esempio, abbiamo visto la Prisca, ne è un esempio, loro comunque lo fanno perché giustamente per salvaguardia del pianeta, ma anche perché le donne in Uganda hanno molto poco e quindi lavorano con gli scarti, diciamo, che possono avere anche da noi, oltre che ai tessuti, e sanno creare veramente cose molto belle. Ed il sociale, che non possiamo dimenticare il nostro piccolo Gio, lo ricordiamo sempre, dobbiamo fare assolutamente questa operazione.
quanto è importante essere vicini al sociale anche nel mondo femminile? Assolutamente sì. Già ti dico che sabato e domenica tu sei stata lì, hai visto che abbiamo appunto esposto i bigliettini. Io ti dico solo una cosa: ieri mattina sono arrivati una mamma con un figlio e hanno chiesto di poter fare una donazione per Joe. Mi hanno commossa perché sono persone che io conosco del paese, quindi non sono persone, sai, di grandi possibilità economiche, e voglio dirlo perché è giusto che lo si dica, hanno regalato una busta con 200 euro per Joe. Pensate. E ieri abbiamo fatto in tutta la giornata un buon raccolto. Una buona raccolta. E poi avremo poi il prossimo sabato weekend e la prossima domenica, e quindi invito la maggior parte delle persone a venirci a trovare, a visitare, e volendo anche a fare un'offerta a favore di questa causa. Perciò, oltre a fare questo percorso bellissimo proprio nel mondo della creatività e della bellezza, potrete fare anche solidari e aiutare questo piccolo bambino che è la gioia di vivere solo se lo guardiamo. Anzi, poi vediamo se riusciamo a mandare anche il filmato, che noi dobbiamo sempre vederlo, perché assolutamente sì, aiutare questo bambino a fare questa operazione. Maria Pia Cavalette, quanto importante è aiutare le persone che per loro disgrazia nascono con queste malattie rare, con questi problemi fisici. Cosa vuoi dire, Maria Pia? Allora, intanto questa è una malattia che si contrae poi nel tempo, dopo un'infezione e via dicendo. L'importante è dare una mano, perché l'esperienza propria poi la possiamo portare ad aiuto degli altri malati. Questo soprattutto volevo sottolineare un ruolo importante che abbiamo nel comitato scientifico della dottoressa Zilli, che è un punto importante per tutti i malati del territorio. Un altro punto è dare la propria esperienza e il proprio tempo, perché ti assorbe parecchio se devi dare una mano agli altri malati. Non puoi pensare solo alla tua famiglia, alla tua problematica, ma il problema poi diventa comune. L'importante è essere un gruppo unito e poter andare avanti per le stesse priorità, che sappiamo bene nel nostro caso è la legge. Abbiamo avuto la fortuna che la Regione Veneto ha riconosciuto la malattia nel 2015 con la legge numero 6 regionale, soprattutto sull'articolo 27, ma non è ancora stata messa in vigore, quindi anche là abbiamo un punto di domanda. Anche qua si può lanciare un appello, perché avete bisogno appunto di una tutela per i malati a livello sanitario, lavorativo, scolastico, per tante argomentazioni, insomma. E allora andiamo con il prossimo servizio, continuiamo questo bellissimo percorso. Allora, qui vediamo un'altra cosa interessantissima. Una mamma cosa ha pensato di fare, che mi sembra si chiami Federica Boschetti. Sì, il lavoro è rivolto, queste creazioni sono rivolte ai bambini, e perché no pescare dai disegni della propria bambina? E qui è venuto fuori tutto questo studio grafico con questo gusto molto soft, molto leggero. Adesso siamo con Eliana che sta lavorando al telaio. Cosa sta facendo Eliana? Io sto facendo un'operazione di preparazione alla tessitura che si chiama rimettaggio, e sto infilando ad uno tutti i fili dell'ordito nelle varie maglie dei vari licci. Da dove e da quando questa passione? Ma la passione la coltivo da qualche anno, e io vengo dal Cadore, precisamente da Valle di Cadore. E l'ordito là è una cosa veramente che anche da piccoli si impara, diciamo. Diciamo di sì. E qua vediamo bellissime, guardate i colori proprio della terra, del cielo, dell'acqua. Complimenti, complimenti e buon lavoro. Qui altri oggetti bellissimi, colorati. Sì, a parte gli oggetti, il lavoro interessante è questo qua anche, che a me piace, è un progetto che mi piace da morire, è dipinto sulle cartine chiappacolore della lavatrice. E in base a questo, per esempio, ho lavato il tappeto rosso mio della cucina, e in base alle macchie e alle piegature faccio la composizione. Complimenti. Ecco, tutte queste. Ecco, e poi
dall'accessorio per il tavolo a quello che è l'accessorio, la collana fatta con casse di orologi vecchi. Mi piace riprendere in mano le cose, che diventi quasi un costume anche l'accessorio. Da un'idea, da un semplice colore, magari una sfumatura, esatto. Nasce un quadretto magari. Sì, e poi da una linea, da una piegatura, sì. E poi i costumi, che faccio anche dei progetti a scuola, costumi fatti proprio con gli spilli, che sarà uno degli argomenti di domani, che faranno il costume scolpiranno il costume sul corpo, non sul manichino ma sul corpo della modella domani. Qui siamo entrati invece nel regno della carta. Abbiamo 3 creative, di cui queste creative piegano la carta e formano delle parole oppure dei visi. Pensate. Ecco. Allora, conosciamo queste creative, chi sono? Graziella De Marchi. Luna Donfanni. Da cosa questa passione? Perché veramente guardate cosa riescono a fare con le pieghe della carta. Dal risultato che ne esce sicuramente. E da cosa questa voglia di creare un qualcosa con queste pieghe? Guardate, sono meravigliose. Ma sempre state appassionate di creare e questa è una cosa nuova mai vista. L'ho incontrata l'anno scorso a un mercatino. Esatto. Ne ho preso uno, l'ho studiato e ci ho lavorato sopra e complimenti, diciamo noi, perché è questo il risultato, sì. Abbiamo trovato un po' delle difficoltà all'inizio perché tutte le informazioni erano in lingua inglese. Noi, non conoscendo questa lingua, ci siamo informate, poi io ho le nipotine che lo parlano bene l'inglese. Rimboccate le mani. Brava, e ci siamo, piano piano siamo arrivati a questi risultati. Guarda, complimenti, sono, guardate, bellissime, guardate cosa riescono a fare, ma veramente belle. Anche queste con la carta di Pacchi è riuscita a fare delle borse, ha trattato l'argomento dell'acqua. Le donne salveranno il mondo, secondo me. E anche Allora, Maria Giovanna, complimenti anche a te. Cosa stai facendo? Delle cannucce di carta con le quali poi andrò a ricreare vari oggetti. Posso decidere se lasciare la carta libera, quindi senza intervenire col colore, oppure andarla a personalizzare con altri colori o decori, decoupage. Complimenti veramente. Guardate anche questi oggetti, guardate cosa è riuscita a creare Maria Giovanna. Bellissimi. Allora, Donne in Arte, però questa mostra è stata realizzata anche per la Festa della Donna. Diciamo che questa mostra è nata 9 anni fa, è cresciuta nel tempo e ogni anno abbiamo progredito, come diceva appunto prima Daria, il direttore artistico, e è nata proprio appositamente per la Festa della Donna. Ecco, per quello abbiamo chiamato tutte le donne creatrici che hanno dato il meglio di sé. Le nostre meravigliose creative. Guardate, ma Davide, allora io non so se sono riuscita a farvi vedere quello che ho visto io, è che è una creatività, che è una cosa che ti fa rimanere a bocca aperta. Vediamo cosa ha fatto rimanere a bocca aperta di questa mostra. Iniziamo con Giada. Le cose che mi sono fatte proprio rimanere a bocca aperta sono state il reparto Africa, dove riciclavano tutto ciò che si poteva riciclare per formare nuovi oggetti, e comunque si vede che c'è un lavoro dietro e molta difficoltà, e invece il reparto Libri, nel senso questo modo di modellare e formare un disegno col libro, molta difficoltà e comunque anche molto innovità per fare tutto ciò. Bene, sentiamo anche gli altri, sentiamo. E a me è piaciuto di più il reparto Africa, il tessuto fuoco, perché secondo me rappresentava proprio il suo colore. Dopo il reparto dove si usavano i fogli per fare forme, e le magliette, quelle del reparto bambini. Con i disegni che fate voi. Sentiamo, andiamo avanti. La cosa che mi ha colpito di più è stato il reparto magliette per bambini e dove facevano la maglia a mano.
Ecco, anche la maglia a mano, bravissimo. Sentiamo anche tu. A me è piaciuto tanto il reparto Africa, dove si clavano le cose per fare tipo le borse, le collane, e poi il reparto dove con le mani lavoravano la carta per fare le figure. A me mi sono piaciuti i vestiti e dove con i libri facevano delle forme. A me l'Africa, le cose dell'Africa e dove facevano le creazioni coi libri. A me è piaciuto tanto il reparto dei libri e non mi sembravano neanche fatti di carta, e l'idea delle magliette fatte con i disegni dei propri figli. Io vi dico che siete bravissimi, ma veramente bravi. Soprattutto fanno capire che i bambini vedono i colori, per loro tutti i colori sono belli, perché i bambini non hanno colori. Ecco, i colori sono tutti uguali per loro, sono tutti belli. Allora, con questo colore ci avviciniamo sempre a Maria Antonia Martinello, che ha avuto dall'inizio questa bellissima idea. Sono date tanto da fare, ma secondo lei quanto bisogno c'è di colore nella nostra vita? Assolutamente, io poi sono una colorata, quindi sì, il colore porta allegria, porta frizzantezza, si può dire? Certo, ecco, che sì, si può no. dire. E le donne secondo lei sono abbastanza colorate o sono diventate un po' monotone? Mamma mia, notano il colore. È vero, lo notano, però ma magari bisogna sentirsi portati per. In realtà no, bisogna solo un attimo osare, uscire dallo schematico nero, scuro, truce e buttarsi un po' di vivacità, un po' di colore, secondo me, come la penso io, insomma. Allora andiamo col prossimo servizio. Adesso dove stiamo entrando, Presidente? Lei ci ha atteso in questo meraviglioso angolo, in una barchessa importante. Esatto, adesso entriamo nella bellissima barchessa di Villa Marini Rubelli, che è anche sede del nostro Consiglio Comunale, ma qui oggi, in questi giorni, troveremo l'arte ancora, in collaborazione però questa volta con l'Istituto Scotton di Breganze. Entriamo. Un altro contesto all'interno della barchessa, cosa succede? E qui siamo proprio nel punto focale del progetto con l'Ipsia Scotton di Breganze, e loro hanno creato dei costumi in base a uno stato. Questo per esempio è la California, con il cielo, l'acqua e il Golden Gate. Questo era un costume fatto per una mostra di Cartissima, è una sirena sullo scoglio, e questo è tutto di carta. Tutto di carta. E sempre con una bravissima acquarellista, e questi sono i vari stati. Questa è una ragazza che ha espresso la Russia con questi colori e noi abbiamo voluto rappresentarla a terra comunque. Ecco, questo è un altro esempio con il Giappone e i quadri abbinati con i pesci e la natura. Questa è l'India per esempio, questa è la Francia. E abbiamo abbinato i colori di queste nature morte. Questo qua è l'Afghanistan, e questo è un progetto bellissimo con la sabbia, l'acqua, e qui abbiamo messo questa Venezia. Questo sono degli altri costumi che vogliono rappresentare il fuoco, e questa è un'installazione della Maria Grazia Martina molto bella, con i 4 elementi anche questi. Presidente, chi è questa bellissima signora colorata? Guardatela, complimenti intanto. Allora, lei è Maria Antonia Martinello ed è stata la prima a portare avanti Donne in Arte, a promuovere questo grande evento, e davvero dobbiamo ringraziarla per tutto quello che ha fatto anche quando era presidente del CIF di San Zenone. Donna Martinello, cos'è questa passione? No, allora io mi trovavo all'epoca presidente del CIF e con questa associazione abbiamo pensato di mettere in vetrina tutte le attività, le arti delle donne, che a San Zenone ce n'erano parecchie, quindi abbiamo detto perché no, perché non esporle, proprio farle vedere al pubblico ciò che le donne sanno fare con le mani. Ed ecco che all'epoca è nata proprio questa prima edizione di Donna in Arte, e poi ha avuto il suo bellissimo seguito.
attualmente abbiamo un grande, come dire, risultato e sempre meglio, insomma, ecco. E io devo farvi i complimenti perché è la prima volta che vedo tante donne, tante idee, tanta arte, ma soprattutto tanta bellezza. Salutiamo anche tutte queste donne, guardate che belle, ciao, complimenti a tutti perché siete veramente geniali, veramente brave, brave, brave. Ciao. Ma complimenti veramente. Buona signore, ciao. E dove non mancano mai i colori sono al nostro Banco Solidale, andiamo! Oggi siamo al Banco Solidale mercoledì, però abbiamo portato all'esterno questi disegni fatti dal Liceo Artistico di Treviso, guardate, per far capire anche la collaborazione che c'è fra scuole e Banco Solidale, e hanno fatto i prodotti del nostro territorio. Praticamente al Banco Solidale si viene a prendere soprattutto da mangiare, anche altre cose, e loro hanno fatto questi disegni e sono veramente molto belli con dei colori bellissimi. Mirella, cosa sono questi? Qui dobbiamo ringraziare Ada di Noale, guardate cosa è arrivato, tutti fatti a mano, tutti ricamati, guardate sia uncinetto che a ferri, guardate cosa è arrivato, sono bellissimi, guardate, penserò di fare una sfilata, ecco ci penso perché sembrerebbe molto bello con i nostri bambini e le nostre bambine, ma veramente non so cosa dire a Ada perché sono bellissimi e tutti ricamati o a uncinetto o a ferri, hanno fatto dei ricami bellissimi come potete vedere, guardate anche questo, guardate, abbiamo delle persone che sono eccezionali. Ma quindi un'unica persona li ha cuciti tutti? Sì, sì, non so in quanti erano, se adesso solo so che lei mi ha detto vieni a prenderli Mirella, perché ho dei vestitini fatti per voi, guardate quanto belli sono, guardate anche questo, perciò un'estate per le nostre bambine, per queste splendide bambine, di tutti i colori come i vestiti, che verranno al Banco Solidale e andranno a casa col vestito della Pasqua, una volta a Pasqua si metteva il vestitino bello e noi quest'anno a Pasqua daremo il vestitino bello, ma anche i maschietti non sono loro. Martedì, ultimo giorno di Carnevale, io auguro invece oggi a tutti i nostri telespettatori un felice Carnevale perché ne abbiamo veramente bisogno. Un felice Carnevale e un felice grazie, un grazie felicissimo a Sergio e a sua moglie che sono venuti al Banco Solidale, hanno portato questa busta per i Veneti Scherzati dove ci sono 50 euro. Ragazzi, la puntata sta finendo, cosa volete dire? Partiamo da Giada, vai Giada, un saluto a chi lo vuoi fare? A tutti quelli microfono, veloce. A tutti quelli che stanno guardando la puntata e un buon Carnevale. Veloci, via. A tutti quelli che stanno guardando la puntata e a giù. A tutti quelli che stanno guardando la puntata e a giù. E la mamma e il papà nessuno? No. A tutti quelli che stanno guardando la puntata e a giù. A tutti quelli che stanno guardando questa puntata. A tutti quelli che stanno guardando questa puntata e a giù. A tutti quelli che stanno guardando questa puntata e a giù. E allora a Gio, numero 1, fate un bel 1, 2, 3. Ecco, e con queste bellissime parole e con questo futuro roseo per questo bellissimo, meraviglioso bambino, noi vi lasciamo alla nostra cantante bravissima, ringraziamo tantissimi gli ospiti. Una parola, cosa ci vuoi dire dopo aver ascoltato tutte queste voci velocissime e poi la canzone? Allora, una grande emozione comunque sentire anche questi bambini e molto interessanti gli argomenti di questo programma. Ecco, noi ringraziamo veramente tutti, siete stati tutti bravissimi, ma soprattutto c'è stata partecipazione, vai!
For the times that I made your heart work round mine. For the times that I made you cry. For the times that I told you lies. For the times that I want you to let you stop by. It's so bad, don't talk to me. What comes around, you see. You're okay. To build now, babe, cause the way the first time. To make my girls and see was spread my wings. To embrace it for life. I'm a fucking Lola, cause never be nobody's wife. Yeah, 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 yeah. I'm sorry for the times that I didn't come home. That you know didn't have bed alone. That's why I just would need my shoulder. I could only get on my nasty. The feelings before they break my backseat. I'm gonna say what I feel before you go older. Sorry, I ain't gonna take my way. I can travel still the same. I got to do it on my way. Yeah, so bad, don't talk to me. What goes around, you see. You're okay. To run now, babe, it's the way the first time now. You're there, girls and say, whisper my ways. To embrace it for life. I'm like Lola, cause never be nobody's Ciao, alla prossima puntata, ciao ciao!